Borgo di Pescatori, una città fondata sul mare e dal mare. Insomma, Monopoli è sul mare, una grande piazza bianca dove le case del suo centro sono allattate a calce e molte sono dimore di pescatori. E poi chiese, chiassi e piazze, palazzi nobiliari del Settecento o di epoca murattiana, qua e là testimonianze e resti di fortificazioni medievali che narrano della sua antica storia. Spiagge dorate, sabbiose, con acque cristalline, un porto scrigno di una civiltà marinara viva che vive sul mare e dal mare. Ma Monopoli è anche agro, contrade, ulivi secolari, masserie fortificate e chiese rupestri che ti narrano di una città unica. Monopoli, signori. Ma centriamoci sul mare. Diciamo che dire Monopoli e dire bagni al mare, per i più è indubbiamente il più bel tratto di costa in terra di Bari, una di quelle scoperte che lascia il segno per sempre. Infatti, tra le tante opportunità di turismo esperienziale che Monopoli ti offre, vi è quella della balneazione. Infatti, l'intera fascia costiera di quasi 15 km si presenta variegata, ma con un comune denominatore: acque linde e irresistibili, con peculiari scoliere. Non a caso, più volte nel corso degli anni ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di città bandiera blu. Infatti è quello di Lega Ambiente. La zona nord, insieme a quella più centrale della città, è contraddistinta da basse scogliere frastagliate, qua e là, alternate da piccole e medie insenature o calette. Poi comunque verso sud ed in alcuni tratti della nota località Capitolo, invece potrei godere di lunghissime spiagge con sabbia fine e dorata. Potrei comunque ammirare in alcuni tratti di spiagge le affascinanti e tipiche dune costiere di sabbia. Insomma, praticamente questo è un paesaggio di bella accoglienza e qualificata balneabilità che da, insomma, bisogna sia scoprire anche non solo a piedi, ma anche in barca, in surf. Quindi praticamente uno scenario naturale caratterizzato da scogliere armoniose, gole o scarpate, che insieme alle tante cale e calette sono ottime situazioni per l'ancoraggio di barche. Quindi emozione che ti offrirà il mare locale, la visione di falesie marine, grotte ottenute dall'azione erosiva dell'acqua marina. Per di più, insomma, temerai anche quelle di bagni in certe acque in cui si avverte la presenza delle sciale, fredde correnti prossime al litorale. Andando comunque al centro storico, lo smarrimento iniziale per l'ampiezza del centro storico comunque si sostituisce ben presto il piacere dell'occhio che si fa catturare da antiche piazze, palazzi nobiliari e da case imbiancate a calce, come dicevo prima. E questo è il paese vecchio, come sono soliti chiamarlo i monopolitani. Proprio qui si registra un'alta concentrazione di beni culturali e di chiese, quindi sono tutte l'una all'altra. Tra strette viuzze lastricate, chiacce, tra archi e chiassi si insinua aria di mare, odori che si mescolano ai profumi di un bucato appena steso o di polpette al ragù cotte da ore che fuggono dalle tipiche persiane verdi. Case che un tempo abitate in particolare da pescatori, i cui figli e nipoti potrei comunque incontrare qua e là. Insomma, sono le atmosfere affascinanti di una ancora viva cultura marinara che si rivelano soprattutto al calar della sera. Infatti, quando al porto giunge la flotta peschereccia, tra grida e movimenti concittadini, profumi, colori vari, si anima sempre un microcosmo che racchiude gli autentici valori di una tradizione mediterranea e levantina. Nella caletta dell'antico porco naturale troviamo ancora riparo il gozzo, la tipica imbarcazione locale, tutta in legno con i suoi caratteristici colori celeste e rosso. Insomma, Monopoli è comunque una città sul mare che vive anche dal mare, quindi il suo paese vecchio rappresenta una forte attrattiva per la presenza di tanti ristorantini e trattorie, in cui è possibile gustare piatti a base di pesce, pesce freschissimo, davvero buono perché qualche anno fa ho mangiato del pesce davvero buono. Non mancano poi comunque i classici locali di tendenze che attirano i giovani, ma insieme a questi posti comunque non sarà difficile incrociare ancora piccole camere di pescatori, botteghe di artigiani e generi alimentari che comunque riescono tutt'oggi a reggere l'offensiva degli ipermercati. Quindi il centro storico comunque è popolato tutto e deve essere a portata di portone. Poi
Chiaramente ci sono anche le campagne dove ci sono anche la coltivazione degli ulivi e anche insomma, i posti sacri, però in particolare ogni anno la ricorrenza è la festa della Madonna della Madia celebrata all'alba del 16 dicembre, che è ripetuta per i numerosi concittadini residenti all'estero nella serata del 14 agosto, quindi un'immensa folla di fedeli e curiosi nella magica atmosfera di Calabatteria, che rendono omaggio all'iconica bizantina giunta su una zattera alle rive monopolitane del lontano 1117. Altrettanto è anche la festa dei santi medici Cosme e Damiano, che è celebrata nel primo fine settimana di giugno. Tra l'altro le loro statue vengono portate in processione e seguite in particolare da una moltitudine di devote scalze, vestiti di scuro e recanti lunghi e pesanti ceri accesi in segno di profonda devozione e ringraziamento per le grazie ricevute. Quindi il calendario di sagre e ricorrenze è lungo e ricopre tutto il corso dell'anno. Con questo concludo e vi saluto per la prossima tappa che sarebbe Alberobello. Saluti a tutti quanti.